Con oggi pomeriggio iniziamo i lavori in piazza Donatori di Sangue. Bene, no? perfetto. Nuovo parcheggio, nuovo mercato del pesce. Volantinaggio al mercato per il sindaco Carola Arena, impegnata nella distribuzione ai moglianesi dei pieghevoli con il piano straordinario dei parcheggi, pensato in concomitanza con l'inizio dei lavori in piazza Donatori del Sangue. Intervento necessario ma che toglie di fatto ai cittadini una buona fetta di parcheggi, questione che nelle ultime settimane ha creato in paese non poche preoccupazioni e qualche malumore. Il comune tenta ora di fermare sul nascere ogni polemica con una riorganizzazione dei parcheggi. Fosse indispensabile quantomeno raggiungere l'obiettivo di mantenere lo stesso numero di parcheggi a disposizione dei cittadini con l'inizio proprio dei lavori di riqualificazione. Abbiamo raggiunto questo obiettivo, addirittura l'abbiamo superato perché oggi con questo nuovo piano parcheggi abbiamo a disposizione 200 parcheggi in più. I circa 170 posti in più sono quelli di via Tavoni, liberi solo il lunedì, via Trevisanato di fronte alle poste e quelli del Parco delle Piscine, dove sono state realizzate le strisce che delimiteranno gli spazi di sosta e l'area è stata collegata a via Verdi con un ponticello pedonale. Novità anche per il parcheggio di fronte al cimitero, non più disponibile lunedì perché ospiterà le bancarelle del mercato attualmente presenti in piazza Donatori del Sangue, mentre negli altri giorni in diverse fasce orarie sarà libero con disco orario. In generale il 60% dei parcheggi sarà totalmente libero, il 30% con disco orario e i restanti a pagamento. Riorganizzazione che continuerà fino al termine dei lavori in piazza Donatori del Sangue previsto per fine maggio, ma sul fronte parcheggi in arrivo un altro intervento dietro al distretto sanitario. Stiamo realizzando anche quella parte lì, sono una sessantina di parcheggi, sono già in fase di realizzazione.